Buongiorno a tutti. Provo prima di tutto grazie ancora una volta in realtà a Mariano per l'invito e per darmi l'opportunità di avere un aggiornamento sui temi caldi di un settore specifico ma molto importante per l'economia italiana come quello del leasing, che è un settore di cui conosco molto poco, continuo a conoscere molto poco nonostante ormai da qualche anno partecipi alle vostre riunioni perché per qualche ragione Mariano continua a invitarmi. E io però continuo a partecipare cercando di fare quello che sono capace di fare, ovvero sia il macroeconomista. C'è sempre un po' il detto o fe le fa il to mestè, cioè è bene che ognuno faccia le cose che sa fare. E quindi non farò tanto l'oroscopo, anche se ormai poi con le previsioni economiche probabilmente siamo più vicini alle previsioni del tempo che non invece a delle cose o a magari qualche arte tipo quella del mago Telma, piuttosto che non invece tirare fuori dei numeri grazie a dei modelli matematici o statistici che possano essere così validati secondo criteri scientifici. Quindi magari una volta o l'altra verrò qui a raccontarvi cos'è nel calendario cinese, cosa sarà l'anno prossimo. Peraltro nel 2015 nel calendario cinese è l'anno della capra, speriamo che non sia veramente così, anche cioè non sia l'animale che ci contraddistingue. C'è una cosa però da dire da cui non posso tirarmi indietro, insomma, proprio relativamente alla incapacità di noi economisti di azzeccare le previsioni. In effetti l'anno scorso di questi tempi sembrava che arrivasse la ripresa, cioè questa è la verità. E voglio provare, quindi ho aggiunto qualche slide a quelle che vi sono state distribuite, ne ho aggiunte varie. Uno è perché il governo ha pubblicato il 2 ottobre la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, io ho dovuto mandare le mie slide prima, quindi ho aggiornato questi dati doverosamente, anche se purtroppo non li ho potuti avere in anticipo dal governo rispetto alla data ufficiale. E poi volevo invece cogliere l'occasione di ripercorrere con voi perché qualche volta gli economisti sbagliano le previsioni e con una qualche ragione. Cioè volevo tornare un momento all'anno scorso e spiegarvi perché secondo me c'era qualche ragione di dire che stava arrivando la ripresa e poi sono cambiati un po' gli scenari nel corso dell'anno. Queste cose che vi racconto, tra l'altro, secondo me hanno una loro rilevanza perché sembra che il resto dell'economia in effetti si muova un po' diversamente da ciò che sta succedendo nel settore del leasing, a giudicare appunto dalla relazione che ha fatto prima di me il dottor De Candia, da cui appunto ho molto imparato. Quindi immagino che il contributo che vi posso dare è quello di dirvi, beh, insomma, noi come ci collochiamo rispetto al resto del mondo e al resto dell'Italia prima di tutto. Quindi questo è un po' la cosa, spero che possiate capire quello che vi racconto e prendere quello che vi racconto in questo senso. Quindi bando alle ciance, che cosa raccontavo più o meno l'anno scorso di questi tempi, in realtà un pochino dopo, è che guardando ai dati di allora, ed erano quindi a fine 2013, erano disponibili i dati fino alla metà del 2013, il clima di fiducia dei consumatori era in crescita, punto 1. Quindi erano in netto miglioramento gli indicatori di fiducia. Quindi valutando alla fine del 2013 i dati che arrivano sempre con un po' di ritardo, fino alla metà del 2013, insomma sembrava che la fiducia dei consumatori fosse in miglioramento e c'era, ricordo di aver un dato che si vedeva sempre, che c'era una forte correlazione tra l'andamento della fiducia dei consumatori e le decisioni poi di consumo degli stessi. Quindi se la fiducia va bene, di solito questo predice un miglioramento anche delle decisioni che vengono prese in conseguenza di questa fiducia. Secondo, anche per quanto riguarda la fiducia delle imprese, che è la riga rossa in questi dati, qui questi dati dicono le imprese vengono intervistate e gli si chiede: pensate che nei prossimi 3 mesi le cose andranno meglio, peggio, uguale, no? Più o meno. E il saldo era ancora negativo, a conferma del fatto che c'era più gente che diceva ma insomma mi aspetto peggio. Però mentre fino all'inizio del 2013 il saldo tra gli ottimisti e pessimisti era negativo del 75%, era diventato ormai vicino allo zero il saldo. Quindi, guardando agli indicatori di fiducia, quindi
le famiglie, i consumatori, le imprese dall'altro, insomma i dati dicevano che le cose, almeno la gente sembrava avere fiducia per il futuro, e quindi questo, siccome la fiducia è associata soprattutto per i beni che interessano a voi, cioè i beni di investimento, i beni strumentali, la casa, le automobili, eccetera, questo sembrava indurre delle aspettative positive per i mesi che sarebbero venuti dopo. In più, anche per l'intera industria nel suo complesso, i dati a cui guardare sono di solito quelli degli ordinativi industriali. E gli ordinativi industriali, questa è la serie destagionalizzata, che vuol dire che si possono confrontare un mese con l'altro mese, anche se c'è Natale, se c'è Pasqua e così via, quindi sono delle serie che l'Istat appunto rende confrontabile mese per mese. Vedete, il minimo era stato toccato nel febbraio 2013, ma da febbraio in avanti, un po' saltando su e giù, però il trend era diventato positivo. Quindi per una volta, se posso difendere la mia casta, perché poi alla fine siamo una casta, noi economisti, qualche ragione di essere positivi sul futuro e di fare le previsioni che avevamo cominciato a fare c'era. E in realtà anche i dati del quarto trimestre 2013 sul PIL e sui principali indicatori macroeconomici avevano mostrato un primo timido segno positivo, il più 0,1% del PIL. È chiaro che con un più 0,1 non si va da nessuna parte in termini di creare più occupazione per tutti e così via, le cose che ci importano, il ritorno dei consumi, il ritorno degli acquisti di beni durevoli e così via. Però si comincia da qualche parte, quindi senza nemmeno il più 0,1 è chiaro che si sta anche peggio. E il peggio in effetti è arrivato nei mesi successivi, nel senso che poi non è stato così. E non è stato così in che senso? Guardiamo adesso invece la Caporetto dell'andamento del PIL dell'economia italiana più o meno da quando è cominciata la crisi. Qui non si legge perché è in piccolino, ma è il primo trimestre 2008 fino più o meno a oggi. Quello che vediamo è quella che noi chiamiamo la grande recessione del 2008-2009, che però è stata grande soprattutto per gli esportatori, non tanto per il mercato interno, perché il mercato del lavoro andava ancora abbastanza bene. I salari non erano calati perché non c'era ancora tanta disoccupazione, quindi di fatto il crollo del PIL che abbiamo visto è stato un crollo pagato sostanzialmente soprattutto dagli esportatori. Poi c'è stata una graduale ripresa del PIL tra la metà del 2009 e la metà del 2011 e poi è arrivata la vera Caporetto del mercato interno, quello che chi opera sul mercato interno ha in mente come la vera crisi, da metà 2011 fino a oggi, insomma, cioè il più 0,1 del quarto trimestre 2013 certamente non è sufficiente per dire ah no, abbiamo avuto una ripresina. Insomma, la ripresina non l'ha vista nessuno nel quarto trimestre 2013 e quindi quello che abbiamo è che ci sono sostanzialmente due grandi recessioni. Quello che in realtà io penso è che a questo punto insomma si è un po' stabilizzato sullo zero. Questo poi abbiamo il meno 0,1 o meno 0,2 negli ultimi due trimestri, però di fatto quello che è successo è che la grande botta sul mercato interno che è arrivata con la crisi dell'euro dell'estate 2011, l'aggiustamento fiscale, la cura da cavallo che ci ha imposto prima di tutto il governo Monti e poi i governi dopo che ancora non sono riusciti a togliercela questa cura da cavallo, perché siamo ancora lì, come vedremo tra poco, col 48% di tasse sul PIL. Insomma, questo ha lasciato il segno, non ci sono state altre cure shock, non ci saranno, perché ci ha detto il governo che non ci sarà una manovra correttiva. Insomma, come minimo ci stabilizziamo dove siamo. Ecco, questo è il primo dato che, come dire, sarebbe bello avere dei segni più veri che arrivano, però se non altro in tempi che appunto per l'economia complessiva non sono buoni, almeno non avere nuove cattive notizie è già un punto di partenza da cui muoversi. Certo che rispetto al 2007 mancano un sacco di cose, mancano 9 punti di PIL, come le diciamo noi economisti, cioè 140 miliardi di euro. Cosa vuol dire 140 miliardi di euro? Vuol dire 2.300 euro a testa, no? Includendo donne, bambini, anziani e tutti, insomma. Cioè, quindi 2.300 euro in meno, che vuol dire che è qualche cosa naturalmente per ogni persona, e si capisce quindi che i consumi non vadano tanto bene, anche se appunto si sta parlando di una lieve ripresa appunto sia per l'anno in corso che per l'anno che viene. Per appunto, chi ha pagato tanto il conto in questo periodo sono stati i consumi e ancora di più gli investimenti naturalmente, però io non mi soffermo sugli investimenti in realtà in questa mia presentazione, perché nel mio modo di vedere è che se i consumi vanno male, che sono la voce più grossa del PIL, cioè sono il 60% del PIL,
E come fanno ad andare bene gli investimenti? E quindi gli investimenti moltiplicano il cattivo andamento dei consumi. Quindi è ai consumi che bisogna guardare in prima approssimazione per capire a che punto siamo. Per cui non è perché non considero importanti gli investimenti, ma li considero una variabile che è derivata da ciò che succede ai consumi. Naturalmente si può investire anche per un'altra ragione, se si esporta tanto e si adeguano le proprie strutture per migliorare la qualità che serve per i mercati mondiali. Però non tutti i settori hanno la possibilità o per struttura di andare a competere anche sui mercati internazionali. Quindi guardiamo i consumi brevemente e i consumi, non mi ricordo quanto tempo ho, va bene, a un certo punto Mariano mi fermi, va bene. Dicevo, i consumi qui come vanno? Quelli in volume sono tornati indietro di 15 anni, cioè più o meno quando il dottor De Candia è arrivato ad Assilea, cioè siamo tornati a quel livello lì, no? Quindi non è colpa sua naturalmente, però come riferimento, adesso senza voler esagerare il suo contributo all'associazione, vabbè, questo salta all'occhio, siamo tornati indietro di 15 anni grosso modo. Però, con rispetto per il dottor De Candia, però sono i consumi in valore che a me preoccupano ancora di più, perché poi alla fin fine nel fare i bilanci, uno i bilanci li fa in euro correnti, cioè conta il numero degli euro e vede quanti euro entrano e quanti euro escono. Va bene, così segnalate voi, va bene, ok. E da questo punto di vista, questo è l'andamento dei consumi in valore dal 1990, insomma si poteva andare anche più indietro, però dal 90 a oggi ci sono state sostanzialmente 3 recessioni. Quella del 1993, sicuramente molti di voi la ricorderanno, è quella dell'altra cura da cavallo, quella di Amato, quando la lira uscì dallo SME e ci fu l'aggiustamento fiscale di 100.000 miliardi, allora c'era la lira, del ministro Amato nel 92 e insomma ci fu la svalutazione della lira che rese un po' più soft l'effetto sul PIL, però insomma quando uno taglia la spesa pubblica e aumenta le tasse, insomma non è che può succedere qualcosa di diverso dal fatto che scende il PIL. E quindi il PIL in termini reali scese e anche i consumi in termini reali, vedete, scesero tra il 92 e il 93, ma in termini invece, includendo dentro anche i prezzi, cioè quindi contando gli euro, in realtà i consumi in valore aumentarono ancora perché l'inflazione era ancora abbastanza alta. Più recentemente invece cosa abbiamo? Nel 2009 abbiamo che i consumi in valore diminuiscono, ma solo per un anno nel 2009, poi si riprendono. Quindi diminuiscono, vuol dire che quindi l'inflazione è comunque piuttosto bassa, anzi si è quasi azzerata nel 2009, ma quello che a me colpisce soprattutto di questa curva è che per la prima volta da sempre, cioè da quando si misurano questi dati, per 2 anni consecutivi i consumi in valore sono scesi, che vuol dire che quindi le aziende hanno messo nei loro bilanci dei numeri che in euro erano più bassi degli anni precedenti, che è una cosa che psicologicamente in ogni caso influenza molto, perché influenza la contrattazione, influenza le relazioni con i fornitori, influenza le relazioni con i clienti, influenza le relazioni con i lavoratori anche. Quindi è un cambiamento molto rilevante che si vede chiaramente in questi dati sui consumi. Quindi è questo il dato che a me personalmente ha preoccupato di più. Segnala l'arrivo della potenziale deflazione. Poi, guardando invece più nel dettaglio, quindi quelli sono i consumi aggregati, i consumi invece dal punto di vista più qualitativo, cioè vediamo quali sono i singoli beni e come sono andati i singoli beni all'interno delle varie voci. Gli alimentari hanno più o meno tenuto e sono gli altri beni, sono le altre vendite che sono crollate, fatto 100 il livello delle vendite nel 2007, per gli altri beni il livello delle vendite nel 2013 era ormai grosso modo 91, quindi il meno 9 è arrivato qui, non è arrivato negli alimentari che invece più o meno erano ancora a euro correnti, cioè quindi includendo l'inflazione, erano ancora grosso modo vicini a 100. Guardando poi però dentro alle tipologie dei consumi si vede chi ha pagato il vero conto della crisi, non i servizi, non i beni non durevoli, perché i servizi hanno 110 laddove era 100 il 2007, i beni non durevoli hanno circa 105 laddove era 100 il 2007,
Abbiamo invece le altre due voci, i beni semidurevoli come l'abbigliamento, l'Istat ha queste classificazioni insomma, che bisogna poi un po' conoscere, ma insomma esempio dei beni semidurevoli sono l'abbigliamento, e poi ci sono soprattutto invece i beni durevoli che mostrano quasi 70, insomma un po' meno di 75, mentre era 100 nel 2007. Quindi si capisce subito quali sono quelli che sono stati toccati più duramente dalla crisi che ho descritto prima. Detto questo, poi però, guardando per esempio ai canali distributivi, perché è utile nel ragionare sui consumi anche capire chi dal lato dell'offerta vede dei segni meno, dei segni più, se ci sono per tutti. Beh, non ci sono per tutti i segni meno, perché quello che vediamo è che tipicamente la crisi ha accentuato quello che era già nei dati prima, per molti aspetti, ovvero sia che la grande distribuzione fa la parte del leone e invece le piccole superfici sono quelle che subiscono veramente la Caporetto, e non si vede nessun piave, cioè nessuna linea del piave per le piccole superfici, nel senso che quello che vediamo è una discesa della curva, quella gialla, e una discesa a rotta di collo rispetto al punto, al 100 che misuro in questi dati nel 2007. Quindi mentre la grande distribuzione deve riorientarsi su una situazione in cui anziché avere dei numeri più piccoli ogni anno, ma sempre più, diventa uno zero, la crescita diciamo, che ci si può aspettare almeno, o che è stata quella che si è verificata negli ultimi anni, per le piccole superfici insomma sembra che il peggio non abbia mai fine. Questo indubbiamente però non è un processo nuovo che si è verificato durante la crisi, ma è il risultato del codice a barre, se vogliamo, della rivoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che sono in essere più o meno dall'inizio degli anni 90 anche in Europa, dopo essere cominciate molto prima negli Stati Uniti e in paesi come il Regno Unito.